Comitel ricerca un programmatore per ampliamento organico. Luogo di lavoro Pordenone. Titolo di studio in ambito informatico. Buona conoscenza gestione database. Dimestichezza con linguaggi di programmazione, in particolare linguaggio C, Java, JavaScript, PHP. Per candidature inviare curriculum a info@mediatriveneto.com oppure telefonare allo 0434 31 63 25. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto per quanto riguarda gli speciali di friulitv.net. Già collegato con noi da Ronchi dei Legionari Luca Perrino, al quale do il buon pomeriggio. Grazie Luca come sempre per la tua partecipazione. Allora, qui si sta annuvolando, vedo che anche dalle tue parti si sta annuvolando, no? Insomma, un pochino, ma fa caldo veramente torrido. Sì, c'è l'umidità si sente, l'umidità si sente. Senti, noi chiaramente non ti ho chiamato per parlare di meteorologia, ma per fare il punto chiaramente dell'edizione 2022 per quanto riguarda il Festival del giornalismo del Friuli Venezia Giulia, che si è concluso la settimana scorsa. Ricordiamo ancora 2 gli appuntamenti, una prima parte dedicata all'anteprima con un viaggio itinerante in provincia di Gorizia e anche in provincia di Udine, e poi chiaramente il festival vero e proprio con la 4 giorni concentrata su Ronchi dei Legionari. Tantissimi, come detto, gli appuntamenti, tantissimi relatori e soprattutto una grande risposta da parte del pubblico. Beh, certo, allora abbiamo chiuso con un bilancio più che positivo questa 8ª edizione del Festival del giornalismo. Come hai detto tu, ci suddiviso in 2 parti, l'aspettando il festival e il festival vero e proprio. Quest'anno abbiamo avuto 177 ospiti e una miriade di incontri che neanche adesso ricordo, ma quello che è importante è che alla fine della fiera, come si dice, il pubblico ha risposto e quindi abbiamo registrato nelle giornate del festival vero e proprio 7.500 persone che hanno assistito ai diversi panel che abbiamo proposto dal martedì al sabato, quindi un numero di persone importanti. Poi in queste ore stiamo elaborando anche i dati social che sono importanti, seppur secondo me vanno sempre messi a lato delle presenze, perché io sono di vecchio stampo e preferisco le presenze fisiche piuttosto che quelle remote, ma sappiamo bene che il Covid ad esempio è una presenza ancora costante e pericolosa e molti l'hanno seguito da casa. Però, ecco, una cosa importante Luca da sottolineare proprio la presenza, no, del pubblico. Voi comunque avete rispettato tutte le norme relative in vigore per evitare insomma i famosi contatti, mantenendo le distanze eccetera, ma quello che abbiamo notato insomma, come hai sottolineato tu, il riporto delle persone in presenza, anche se va detto edizione 2020-2021 li abbiamo visti, no? Seppur il calendario vi ha obbligato a gioco forza a posticipare l'evento, no? Però quello che conta, finalmente quest'anno si è ritornati come una volta. Si è tornati come una volta. Noi non abbiamo mai, se ti ricordi bene, noi non abbiamo mai sospeso il festival. Se nel 2020 sia nel 2021 abbiamo partecipato a settembre con norme più restrittive e con particolari protocolli, e poi quest'anno siamo tornati nella collocazione naturale che è quella di giugno. Abbiamo notato che le persone avevano desiderio di uscire e quindi di ammirare o di seguire i panel. I panel sono stati veramente tanti, non c'era che l'imbarazzo della scelta. La critica che mi è arrivata, forse troppi panel nello stesso momento, dovremo riguardare un po' qualcosa. Certo è che ad esempio il traino fatto nei 7 comuni in cui siamo stati presenti la settimana precedente al festival è stato un traino importante.
Ecco, hai detto tu, mi hai anche anticipato, l'ho detto anche in apertura, per chi magari si è appena messo in ascolto e in visione, c'è stata questa prima parte del festival con l'anteprima dove vi siete un po' allargati rispetto alle precedenti edizioni, no? Avete cominciato con i comuni limitrofi, adesso piano piano vi state portando a Gorizia, Aquileia, insomma si sta sempre più allargando, no? Noi abbiamo notato che negli 8 appuntamenti fatti nei comuni, in 7 comuni, abbiamo avuto circa 700 persone, tenendo conto che c'era un solo appuntamento a serata nei vari comuni, ma abbiamo pensato che certe amministrazioni comunali che ci hanno chiesto appunto di essere presenti hanno accolto di buon grado questa iniziativa, quindi dando una collaborazione importante affinché queste serate riuscissero, affinché il pubblico fosse presente numeroso, e abbiamo sviscerato secondo me dei appuntamenti importanti sempre sulla scia di quello che è il nostro interesse, ovvero l'attualità, la storia e il legame con il mondo del giornalismo e dell'editoria. Da sottolineare, come hai detto tu, i tanti panel, le tante presenze. Qualcuno ti ha criticato perché c'era troppa carne al fuoco, però va detto che non è semplice, come hai sottolineato tu, organizzare e portare a termine un evento del genere, perché coinvolge tantissime persone e soprattutto anche a livello logistico e organizzativo devi essere sempre pronto per dare la soddisfazione giusta. Certo, ma diremo che un festival, che sia un festival, deve proporre più appuntamenti. La critica che mi hanno mosso è critica costruttiva e non distruttiva. Ci sono state delle concomitanze di alcuni panel molto interessanti entrambi, che hanno un po' così messo nell'imbarazzo le persone. Vado a seguire quello, vado a seguire l'altro. Alcuni hanno fatto il pienone entrambi, qualcuno ha sofferto un po' questa concomitanza. Certo. È che per esempio il giovedì abbiamo proposto nel corso del pomeriggio 11 incontri, e devo dire la verità, anche dal punto di vista organizzativo sono un po' troppi, perché le forze in campo sono limitate, perché il bacino nostro ha il limite di un bacino di una cittadina di 12.000 abitanti e di un Isontino di 70.000, di una regione che ha 1.100.000 abitanti, quindi dobbiamo sempre fare le debite proporzioni. Va calibrato qualcosa, non va scontentato chi fortunatamente ti chiede di venire al festival e magari arriva all'ultimo momento, gli dà una collocazione alle 16 del pomeriggio del martedì, che con questi caldi è anche difficile far uscire da casa. Ma sono tutti elementi che valuteremo adesso insieme alla mia vicepresidente Giulia Micheluzzi e agli altri membri del direttivo e ad alcuni esterni che ci danno fortunatamente una mano e vogliono essere protagonisti, e quindi valuteremo insieme a loro, e voglio sottolinearlo, lo dico pubblicamente, grazie alla collaborazione, la costanza, la professionalità e il sacrificio che mettono in campo Alessia ed Irene, che sono sempre state al nostro fianco in questa avventura. Sei già al lavoro insieme ai tuoi collaboratori edizione 2023? No, stiamo chiudendo l'edizione 2022 dal punto di vista finanziario, perché è bene che i fornitori vengano pagati nel più rapido tempo possibile, perché il lavoro va onorato con i pagamenti. Quindi stiamo chiudendo l'edizione dal punto di vista finanziario. Domani il direttivo si riunirà per una valutazione invece dal punto di vista gestionale e di contenuti. Abbiamo, devo dire la verità, ricevuto già alcune proposte per il 2023, ce ne sono già alcune che sono arrivate da tutta Italia, perché comunque il nostro bacino dei relatori e degli ospiti è ormai nazionale e anche guarda fuori dai confini nazionali, ma ci metteremo a lavoro a settembre di buona lena per arrivare alle prossime edizioni, che si terrà a giugno e non sappiamo ancora le date. Chiaro. Senti, chiaramente le ali delle notizie non è che si svolge esclusivamente in quella seconda, terza decade di giugno, ma tutto l'anno avete delle iniziative molto importanti, no, in essere.
Assolutamente sì, a parte che adesso sono ancora aperte 3 mostre legate al festival, una nella nostra sede, una a Villa Vicentini Miniussi e una all'Auditorium Comunale. Sono 3 mostre fotografiche che possono essere visitate fino al 15 luglio. Poi a settembre ripartiremo con alcune serate dedicate al cambiamento climatico in collaborazione con Lega Ambiente. Stiamo preparando la prossima mostra per il ciclo Arte e Territorio, che viene curata da Eliana Morogovic. Poi prepareremo punti di contatto verso ottobre e ci prepareremo ad ottobre ancora per una giornata, come le facciamo ogni anno, dedicata alla libertà di stampa e di espressione nel ricordo di Cristina Visentini, e quindi sulla scia che abbiamo iniziato nel 2019, quando l'amministrazione comunale di Roma Sonari diede la cittadinanza onoraria a Matthew Caruana Galizia. Tra le altre cose voglio dire che il 4 luglio sarò a Roma, dove verrò premiato da Articolo 21 proprio per le iniziative che l'Area delle Notizie ha fatto nei confronti della libertà di stampa e di espressione. Poi il 16 ottobre sarò a Malta quale relatore in occasione dell'anniversario triste della morte di Daphne Caruana Galizia. Senti Luca, non resta che ringraziarti, perché come abbiamo visto, insomma, c'è tanta carne al fuoco, e soprattutto il lavoro non si ferma mai, per fortuna, e soprattutto anche grazie al nostro tipo di professionalità c'è la possibilità, insomma, di creare ulteriori festival dopo festival e iniziative collaterali, no? Perché tu hai sottolineato anche l'importanza, la figura dell'amica Cristina Visentini, che purtroppo è venuta a mancare, e proprio a lei è stato dedicato un premio anche per i non giornalisti che però hanno voglia di mettersi in mostra, no? Assolutamente sì, abbiamo dedicato quest'anno questa prima edizione del premio Leali Young in memoria di Cristina Visentini. È stato vinto da una ragazza triestina con un podcast sulle carceri. Il bello è stato che alla prima edizione hanno partecipato 47 giovani, se non vado errato under 30, le cui proposte, sia scritte, sia filmate, sia di vari reportage, sono arrivate da tutta Italia, e questo non può che farci piacere. Certo. Bene, grazie Luca, ti lasciamo al tuo lavoro, perché anche tu, insomma, sei abbastanza impegnato e ci sono le notizie, come si dice, in elaborazione. Grazie ai nostri amici e amiche per la visione all'ascolto, e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Chiaramente nel corso del pomeriggio poi un'altra finestra informativa dedicata alle news dal Friuli Venezia Giulia. Grazie per la visione all'ascolto, mandiamo la pubblicità e non resta che dire mandi, alla prossima. Grazie Omar, grazie di tutto. Dal 2 al 3 luglio 2022 a Forni di Sopra si terrà Profumo di Resina, un simposio con i rinomati scultori che plasmeranno i tronchi dei larici che sono stati abbattuti dalla tempesta Vaia, rappresentando con la loro maestria e creatività l'immagine di Forni di Sopra, terra di scalpellini e collocata ai piedi delle Dolomiti friulane. Comitel ricerca un programmatore per ampliamento organico, luogo di lavoro Pordenone, titolo di studio in ambito informatico, buona conoscenza gestione database, dimestichezza con linguaggi di programmazione, in particolare linguaggio C, Java, JavaScript, PHP. Per candidature inviare curriculum a info@mediatriveneto.com oppure telefonare allo 0434 31 63 25.